Una buona domenica, gentili telespettatori di TV7 e benvenuti a Da Reporter Sì o No, il nostro confronto domenicale su un tema caldo del momento. E questa settimana parliamo di qualcosa veramente di particolare, perché l'insegnamento della cultura veneta nelle scuole sembra essere ormai arrivato ad un punto di concretezza, con un protocollo d'intesa siglato dalla regione, dalla giunta regionale con l'ufficio scolastico della regione si è prescritto l'insegnamento della cultura veneta nelle scuole della nostra regione. Sicuramente un tema che ha fatto molto discutere e di cui discuteremo anche quest'oggi con Raffaele Zanon, della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno a voi. E Alessandro Bisato, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, partirei proprio da lei, Bisato, insomma, che probabilmente ha una visione più critica in merito a quanto deliberato, facendo però una domanda, come dire, opposta. Cosa c'è di buono, se vogliamo, in questa decisione, se secondo il suo punto di vista ce n'è, e ovviamente che cosa invece non la convince? Guardi, io sono sempre portato a pensare che in politica come nella vita sia bene aggiungere piuttosto che togliere. Quindi io non mi soffermo sull'aspetto, sul provvedimento preso, ma come dire, sulla cornice generale. La questione è questa. Io non sono particolarmente provato dal fatto che si insegni anche le nostre origini venete, ma che l'insegnamento sia dentro una cornice generale per cui come dire, ci sia una crescita generale su tutti gli aspetti, cioè andare a focalizzare l'attenzione solo su, in maniera anche un po' distorta, facciamo una leggina a livello veneto perché ci beiamo di dire che insegniamo il veneto agli studenti veneti, mi pare un po' poco, cioè le tradizioni, le nostre radici devono essere il portato che ci fa traguardare il futuro, ma è più in generale elevare la cultura, l'insegnamento dentro le nostre scuole. Quindi io non sono particolarmente come dire, ostile al provvedimento. L'importante è che non diventi un feticcio da sbandierare per dire che, come sempre, la veneticità verrebbe prima di qualsiasi altra cosa. Ecco, questo è chiaro. Zanon, lei che cosa ne pensa? Che idea si è fatta di questo provvedimento? Ma il provvedimento deriva ovviamente da un'iniziativa legislativa del 2007, la legge che tutela, valorizza la promozione del patrimonio linguistico-culturale veneto, una legge che ha sicuramente al proprio interno un valore, perché credo sia importante che una regione come la nostra valorizzi le sue radici, la sua cultura. Devo dire che sono anch'io d'accordo con il mio interlocutore, nel senso che questo è un provvedimento che anche a lungo atteso, a dire la verità, nel senso che l'attenzione e le iniziative in questo senso non sono mai mancate. È chiaro che credo che sia importante, almeno per una forza politica come Fratelli d'Italia, accentuare quegli aspetti che considerano la cultura veneta all'interno di una più ampia identità nazionale, che tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo festeggiato con le cerimonie legate, diciamo, alla festa delle forze armate, alla festa dell'unità nazionale, ma anche alla festa del Milite Ignoto. Ecco, ci sono dei riferimenti culturali che non vanno messi in secondo ordine. Va sicuramente valorizzato il patrimonio linguistico, che costituisce una componente di una più ampia identità culturale, sociale, storica, che va inquadrata in una visione nazionale. Questa è la posizione che noi abbiamo sempre assunto e che credo debba essere considerata una posizione più corretta. C'è chi poi agita la bandiera del Veneto
ad ogni piè sospinto, credo che sia anche importante dire che noi ci attendiamo anche dal nostro sistema formativo qualcosa in più. Ecco, direi che ci sono tante altri passaggi che in questa fase, tra l'altro post pandemia, vanno considerati. Faccio un esempio, per esempio, mai come in questo periodo vi è la necessità di una più ampia iniziativa per quanto riguarda l'educazione e la salute dei nostri giovani, per tanti aspetti, non solo per quanto riguarda gli aspetti relativi alla protezione e alla tutela della persona, ma anche perché vi sono situazioni che minano i nostri giovani. Penso alla diffusione delle droghe cosiddette leggere, e devo dire che la informazione non solo dei ragazzi, ma quella delle famiglie spesso è scarsa, e deriva dal fatto che a scuola l'educazione alla salute non rientra nei programmi. Come non rientra nei programmi l'educazione civica, è un altro aspetto fondante per la formazione dei cittadini del futuro. Ecco, in che senso insegnare, Zanon, chiedo sempre a lei, la cultura del nostro territorio può essere non solo valore aggiunto, ma anche costituire una parte importante del programma di studio dei nostri giovani? E soprattutto, secondo lei, può essere integrato nel programma scolastico? Perché molto spesso si imputa, vuol dire, questa colpa alla scuola di non arrivare mai alla contemporaneità. Questo stimolo alla storia territoriale, insomma, può in qualche modo incastrarsi bene? Beh, io racconto una mia esperienza diretta. Io, come assessore regionale alle politiche per l'emigrazione veneta, ho scoperto che la nostra regione è stata un territorio che ha portato veneti in tante parti del mondo, e devo dire che in particolare per quanto riguarda l'emigrazione, la valorizzazione delle comunità presenti all'estero spesso è stata diciamo più sostenuta dalle regioni che dallo Stato interno. Cioè, adesso c'è una riscoperta di quanto hanno fatto e di quanto hanno compiuto, di quanto contano gli italiani nel mondo. Però per tanti anni sono state le regioni che hanno intrattenuto maggiormente i rapporti con i nostri connazionali, con i nostri corregionali. È stato io credo, un percorso che dimostra come le regioni abbiano avuto e abbiano assunto dei ruoli, anche in molti casi di sostituzione dello Stato, quando alcune nostre comunità, penso all'America Latina, ma penso anche in tante altre parti del mondo, erano, cioè, non dico abbandonate a se stesse, ma non avevano quelle relazioni istituzionali che adesso, con il voto degli italiani all'estero, con tanti riconoscimenti, con percorsi che sono stati fatti, adesso hanno assunto un ruolo e un significato che io credo abbia un valore, sempre per mantenere salde le nostre radici e conservare quel patrimonio fatto di identità che, ripeto, sono identità culturali, sociali, storiche, certo, che partono dalle regioni ma poi si inquadrano in un contesto nazionale. Ecco, Bisato, da questa analisi emerge un ruolo della regione sempre più centrale e che sicuramente con l'insegnamento della cultura del territorio emerge anche in ambito scolastico. Questo come può essere valutato, secondo lei? Torno all'aspetto che dicevo poc'anzi, che fa un po' il paio anche con quanto diceva l'interlocutore Raffaele Zanon. Cioè, provo a spiegarla così: se parliamo di storia e di cultura veneta e la inquadriamo dentro un contesto per cui nel programma della storia recente italiana poi si va nel dettaglio a parlare, a sminuzzare anche i temi che attengono, che ne so, stiamo parlando
del 4 novembre che è successo da qualche giorno, sono i 100 anni del Milite Ignoto, si parla della grande storia, si tratta della grande storia e poi si va concretamente a delineare il quadro dell'armistizio che si è fisicamente firmato a Villa Giusti qui a Padova. Allora, in quel contesto si capisce bene che la storia veneta diventa una pagina della storia generale. Certo. Altra cosa è, e non vorrei buttarla in maniera più ampia in politica con i termini dell'autonomia, pensare che si possa fare un programma scolastico tutto calato sulla realtà del Veneto. A me sembrerebbe, a quel punto, non è cosa che è prevista fortunatamente da questa legge, ma quando si professava un'autonomia spinta si era arrivato anche a pensare quello, che si potesse di volta in volta ogni regione farsi il proprio programma scolastico, che secondo me è fuori dal mondo, in un mondo interconnesso, multiculturale, come dire, in cui tutto si tiene. Io devo saper tenere insieme il globale con il locale e non schiacciarmi solo sul locale. Ecco, tra l'altro i temi della pandemia hanno evidenziato come anche in ambito sanitario serva una cornice generale nazionale all'interno della quale poi attraverso un'autonomia amministrativa, quindi nei territori, venga delineato concretamente il da farsi. Esempio concreto, Figliuolo decide per tutti a livello nazionale le età, la scansione delle età. Poi che tu lo faccia a Padova in un palazzetto dello sport o a Udine in uno stand della fiera, insomma fino a là si tratta di autonomia amministrativa. Ecco che anche in ambito storico, storiografico e di insegnamento della storia nelle nostre scuole debba essere usato lo stesso principio, secondo me. Quindi io non vedo di per sé in maniera negativa il provvedimento, basta che non diventi un modo per dire che si vuole insegnare solo la storia locale. Non è forse un modo, chiedo sempre a lei, di prendersi un certo tipo di autonomia anzitempo, cioè portando nel programma scolastico qualcosa che, ecco, caratterizzi in modo forte l'istruzione nel nostro territorio? Allora, in maniera sottesa, non detta, probabilmente c'è questa volontà. Io resto al dato concreto e come dire, prendo atto di un accordo fatto con la dottoressa Pallumbo, che è persona di cui mi fido, che ha avuto dei ruoli anche a livello nazionale e che salvaguarda in maniera piena come dire, una tenuta generale in un contesto più locale. Però un po' si strizza l'occhio a quell'idea per cui intanto, siccome non me la danno, l'autonomia a brindellini me la prendo. Sarebbe un gioco di piccolo cabotaggio, se mi è permesso. Ecco, Zanon, c'è un altro tema legato a questo che ovviamente il provvedimento non prevede, ma di cui insomma ogni tanto si vocifera, no? E che in un certo senso è legato alla cultura, che è il dialetto. Qualche tempo fa addirittura si pensava, si suggeriva di dare delle nozioni in merito appunto alla lingua utilizzata in Veneto, eccetera, e a scuola ovviamente. Questo come lo vedrebbe, insomma, sarebbe come dire, un aspetto interessante, rientrerebbe nel quadro della cultura o in questo caso sarebbe un aspetto trascurabile? Ma diciamo che se dovessimo intervistare i veneti sull'idea che il veneto debba essere riconosciuto e tutelato come lingua, vi sarebbero delle percentuali diverse ovviamente a seconda dell'età e quindi man mano si è più giovani. È chiaro che questa attenzione verso la parlata veneta insomma viene meno, anche perché oggettivamente sono anch'io convinto che si debba sempre aggiungere qualcosa alla nostra conoscenza. La lingua veneta si colloca tra le lingue minoritarie o locali nell'ambito di un contesto ampio europeo e quindi credo che debba essere considerata l'importanza
del contributo che questa lingua riveste anche nella costruzione, diciamo, dell'Europa, sempre con una visione, diciamo, ampia, e quindi io ritengo che come ci possono essere degli approfondimenti sul vocabolario italiano-veneto, sono convinto che però ad un giovane servono altri tipi di approfondimenti sulle lingue maggiormente parlate al mondo, perché è così che i nostri veneti, i nostri corregionali che sono in tante parti del mondo, si fanno capire nella lingua dei paesi dove sono ospitati. Anche se devo dire che io ho scoperto che in Brasile, in alcune parti del mondo, alcuni nostri anziani parlano l'italiano, che è un veneto che addirittura non esiste più, perché conserva alcuni vocaboli, alcune terminologie che adesso sono scomparse anche dall'uso comune. Quindi io non mi straccerei le vesti, però ripeto, ci sono tante materie che io credo debbano trovare la stessa attenzione che è stata posta con questa legge regionale, che comunque consente anche di alimentare ricerche su un patrimonio che ritengo sia importante per guardare alla storia del nostro territorio. Ecco, senza un'identità io credo che non ci saremmo mai affermati come il Veneto si è affermato in tante parti del mondo. Almeno di questo sono convinto, perché ho avuto delle esperienze dirette che mi fanno capire che i nostri veneti nel mondo, per intenderci, sono sicuramente orgogliosi di appartenere al nostro territorio, ma prima di essere veneti in molti casi manifestano la loro italianità. Certo, e le chiedo, insomma, chiedo anche a lei quello che ho chiesto a Bisato. Insomma, questo provvedimento in qualche modo è un prodromo di autonomia, in un certo senso, o comunque porta questo tema nelle nostre scuole? Ma io non, almeno il termine autonomia almeno non è inserito né nel testo della legge, né immagino nell'accordo fatto con il provveditorato veneto. Quindi io credo che su questo ci potrà essere qualcuno che vorrà alimentare, diciamo, la sua passione per, diciamo, la battaglia che comunque va condotta, perché io sono anch'io convinto che l'autonomia abbia un valore se interpretata correttamente, e quindi credo che anche su questo ci sia la necessità di partire comunque sempre da basi culturali. Quindi non trovo che questo provvedimento possa dà spazio, anzi potrà creare quegli approfondimenti per rendere meno futili alcune dichiarazioni o alcune posizioni che oggettivamente hanno creato anche qualche scorretta interpretazione storica, ecco, perché poi io credo che gli approfondimenti culturali permettano anche di leggere maggiormente la storia della nostra regione, certo, che è stata attraversata, come è stato citato prima dal collega Bisato, in particolare dalla storia della prima guerra mondiale. Il Piave sta in terra veneta, e io sono convinto che molti dei nostri studenti siano mai andati a visitare quelle zone storiche del Piave dove i nostri avi si immolarono proprio per garantire un'identità che è fatta anche costituita anche dal loro sacrificio. Lei giustamente, questo è un tema molto attuale. Ogni 24 maggio di un'iniziativa sulle rive del Piave, che non è un'iniziativa politica ma storica, per ricordare proprio che sul Piave, anche in particolare per il territorio trevigiano, ecco, ci sono ancora le trincee, ci sono ancora i luoghi dove i nostri soldati si immolarono per la patria.
Ecco, lei giustamente tocca questo aspetto che, appunto, come abbiamo giustamente detto nei giorni scorsi, è stato molto vivo, sia per la festività delle forze armate che per il centenario del Milite Ignoto. Ehm, arriviamo appunto a questo aspetto dal punto di vista così della memoria collettiva e dell'istruzione. Secondo lei, la memoria della Prima Guerra Mondiale, anche tra i giovani, attualmente in Veneto rappresenta qualcosa di ancora sentito e soprattutto è stato fatto abbastanza per ricordarla in modo corretto? C'è una memoria positiva di questo evento, costruttiva, oppure in qualche senso si apre ancora un po' alla retorica? Io credo che al di là della retorica, non sempre la nostra storia sia stata, ci siano stati degli approfondimenti, e non sempre la storia è una materia apprezzata dagli studenti. Io credo che leggendo le pagine anche difficili della storia della nostra nazione, io sono convinto che ci si possa costruire una propria identità, una propria attenzione verso fenomeni che hanno inciso pesantemente nella storia delle nostre famiglie anche. Bisato, chiedo anche a lei, la memoria della Prima Guerra Mondiale in questo momento è, come dire, una memoria priva di retorica, è ricordata in modo autentico e soprattutto i nostri giovani ne hanno contezza, secondo lei? Guardi, parto da questa terza parte di domanda. I nostri giovani, proprio perché l'insegnamento a scuola tende a partire in tutti i livelli della scuola, dalle elementari alle medie alle superiori, dall'età classica, giusta, doverosa, ma quasi mai riesce ad arrivare per curriculum scolastico all'età moderna e contemporanea, sono dei temi molto, molto sfuggenti nella memoria di ognuno di noi, devo dire anche. Poi quando ci si comincia ad appassionare a questi temi, un po' anche per impegni amministrativi, istituzionali, lo si approfondisce, si capiscono molte cose, si capiscono anche meglio anche le nostre radici. Sul Piave hanno perso la vita per la costruzione di una nazione unica, certamente non solo i veneti, i friulani, ma i soldati provenivano praticamente da tutte le regioni d'Italia, molti del sud Italia hanno perso la vita come dire, per salvare da quello che, con un po' di retorica, devo dire, non che non fosse, ma poi nella ricostruzione agiografica successiva, la retorica impregna come dire, il vissuto delle pagine di storia, soprattutto perché lo scrive chi vince la storia, no? Il vincitore la scrive di solito. Bisogna andare in profondità, ricostruire, perché nella ricostruzione si possono aprire ampi stralci di memoria condivisa, prima di tutto, e soprattutto pagine di vera pacificazione. Ecco, quindi io credo molto a questo da parte delle istituzioni, a partire dall'istituzione scolastica, che attraverso dei percorsi extracurricolari, dei programmi a latere rispetto ai libri standard che vengono distribuiti, vada in profondità a scavare, ma magari facendo anche dei veri e propri convegni ad hoc, portando le persone sul posto. Insomma, c'è tanto da fare anche qui in Veneto, perché come ricordavo poc'anzi, moltissime delle pagine della storia, in particolare della Prima Guerra Mondiale, di fatto sono scritte intorno a noi, a qualche centinaia di metri rispetto magari al luogo in cui ci troviamo se abitiamo nel Padovano. Quindi è un percorso che va portato avanti con la cura che serve, perché le nuove generazioni altrimenti rischiano di viverlo con quella sterilizzazione dei luoghi e dello spazio, non avendo più a disposizione una memoria orale, che si è persa ormai anche per la Seconda Guerra Mondiale, perché obiettivamente non ci sono più persone o pochissime persone che abbiano vissuto quei momenti. Certo. C'è molto da fare. Io ci credo partendo da punti di osservazione che possono essere considerati opposti o
diversi da quello dell'interlocutore Raffaele Zanon, ma io penso che su questo conveniamo che una memoria condivisa sia un bene per come dire, le prossime generazioni, che saranno quelle che poi faranno la classe dirigente per far andare avanti sto paese. E allora, visto che siamo alle conclusioni, chiedo proprio a lei, prima e poi a Zanon. L'istruzione del futuro, come se la immagina brevemente? Sempre più a misura sartoriale rispetto alla nostra regione o sempre più aperta ad esperienze anche internazionali? Allora, deve partire giocoforza da uno schema il più internazionale possibile nelle lingue, nei contenuti, nelle metodologie, più aperto al futuro possibile. Usiamo come dire, le lavagne interattive, non si vede perché dovremmo schiacciarci nel pensare solo al locale, ma assolutamente non perdendo le radici. Le due cose non sono in contrapposizione, sono assolutamente complementari. Se uno ha una visione generale, riesce a vedere con maggior costrutto, come dire, il particolare che gli sta intorno. Se invece uno si fissa solo sul particolare, rischia di essere, come dire, estromesso dalla visione del mondo che ci circonda. Io la penso così, una visione multiculturale, multi. Ecco, perfetto. E allora chiedo anche a Zanon se sposa questa visione o che cosa cambierebbe. Io credo che è chiaro che per essere buoni cittadini italiani bisogna anche conoscere i contesti più ampi, e quindi è giusto che la cultura permetta la conoscenza di ciò che accade nel mondo, sul nostro pianeta. Usciamo tutti da un periodo in cui insomma abbiamo capito che non ci si può rinchiudere nei propri confini per affrontare le sfide che per esempio ci ha imposto la pandemia, e sappiamo anche che in molti casi avere conoscenze di ciò che accade in particolare all'estero permette di fare anche una scommessa per i giovani, per il futuro, non perché i giovani debbano andare tutti obbligatoriamente all'estero, ma perché ci sono sicuramente delle opportunità che magari in alcuni ambiti non ci sono nel nostro paese, oppure perché la nostra cultura, la nostra preparazione, la nostra formazione può essere utile per lo sviluppo di altri paesi. Quindi è questa la visione, io credo, che un cittadino del futuro debba avere. Con gli approfondimenti necessari, perché l'educazione del futuro deve sicuramente creare degli approfondimenti su quelle, per esempio, pagine di storia non sufficientemente conosciute, perché credo che l'esperienza di molti di noi sia quella di scoprire che i giovani, anche giovanissimi, pur residendo in Veneto, magari Venezia non l'hanno mai visitata in presenza, o non hanno visto neppure alcuni musei importanti che stanno nella nostra regione, oppure non sanno che sul Piave si sono svolte quelle battaglie epiche che hanno determinato poi il futuro della nostra nazione. Ecco, secondo me alcuni approfondimenti, la scuola del futuro deve permettere questi approfondimenti, proprio perché non ci si rintani nel proprio orticello, che è una tentazione, a mio avviso, improvvida in un periodo in cui sicuramente bisogna guardarsi attorno e imparare anche da culture diverse, perché no? Mica, se non si ha la mente sufficientemente aperta si rischia realmente di essere fuori tempo e fuori dalla logica in molti casi. Perfetto, direi che le posizioni sono chiare. Io vi ringrazio per aver partecipato, nonostante magari inconvenienti tecnici, ma insomma questo è il bello e il brutto del mezzo che utilizziamo. Quindi grazie Raffaele Zanon per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie Alessandro Bisato per aver partecipato. Grazie a voi. Grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori, non cambiate canale, il palinsesto di TV7 continua, arrivederci.